Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Per la tua pubblicità su TVA, chiama il numero 337 96 55 60. Accensione del tripodi ieri al Tempio della Concordia. Da Agrigento parte un messaggio di pace nel mondo. Convegno sul ruolo dei popoli e della cultura. Interrogazione parlamentare è stata presentata dall'onorevole Marchetta dell'UDC sugli incassi degli ingressi al Parco della Valle da destinare alla manutenzione delle strade di accesso. Iniziati i lavori di messa in sicurezza a ridosso del Viale della Vittoria e di Via Picone. Impiantato un pacemaker all'ospedale di Canicattì a una donna centenaria. Convegno dell'Ordine degli Infermieri sul proprio ruolo. Il Presidente della Regione Schifani firma una convenzione con le università per la formazione. Sonora sconfitta del Licata calcio con il Siracusa domenica scorsa per 5-0. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento odierno della nostra informazione. Mandorlo in fiore. Ieri celebrata la suggestiva accensione del tripode dell'amicizia ai piedi del Tempio della Concordia. I gruppi partecipanti hanno portato un po' di terra proveniente dal loro territorio per miscelarla insieme in segno di pace. Che splendono e accendono questa valle ancora una volta, una tradizione che si rinnova con un'atmosfera assolutamente vibrante, coinvolgente, multiculturale, che ci emoziona, ci appassiona, ma che ci insegna che questa è la strada che dobbiamo percorrere verso la fratellanza universale. È un evento unico che suggella, è come se fosse il battesimo di quello che succederà l'anno prossimo di Agrigento capitale italiana del 2025. Agrigento è sempre stata capitale della cultura, quest'anno ancora di più e un altro anno poi ci sarà l'esplosione finale. Ringrazio tutti coloro che hanno organizzato assieme a me questo evento, ringrazio le forze dell'ordine, ringrazio la Bulgaria e tutti gli altri volontari che hanno contribuito per la riuscita di questo evento in estrema sicurezza. Grazie. E a tutte le persone che lavorano nel silenzio, con il festival dedicato ai bambini del mondo, quest'anno 10 nazioni partecipanti, è diventato ormai un festival importantissimo che si è affermato nel panorama mondiale dei festival del folklore proprio per la genuinità, per la simpatia e la gioia che riescono a trasmettere i bambini al nostro pubblico. della sicurezza Tutti questi bambini vengono ogni anno qua per celebrare i sentimenti di pace, di amicizia e di fratellanza. Quest'anno una grande novità, che poi non è una novità, è un ritorno il gruppo dell'Ucraina. Siamo riusciti a portare un gruppo dell'Ucraina che sta entusiasmando molto il pubblico agrigentino. Ecco, un parere su questa iniziativa, sulla festa del mandorlo. È una cosa di una struggente bellezza, vedere tutte queste fiaccole, tutti questi paesi, tutta questa voglia di fare pace e di amicizia. Il servizio. Ho trovato veramente una sorpresa bandiere inaspettata, questa sfilata di folklore, di cultura, di pace, di condivisione di valori che sono fondamentali. Con l'augurio che attraverso la conoscenza reciproca si possano superare tutte quelle barriere che oggi ci dividono. Dietro davanti a un tempio secolare, ovviamente. Oggi l'accensione del tripode è un momento importante, parte da Agrigento il messaggio di pace nel mondo. Un momento significativo, simbolico, siamo davanti al Tempio della Concordia ed è proprio quella concordia che manca in questo momento e ci auguriamo attraverso il gesto simbolico dell'accensione
della torcia della pace da parte di tutti i gruppi, che si possa veramente sentire il bisogno della pace. Allora, una sagra che veramente è stata accolta molto bene dalla città di Agrigento, c'è entusiasmo, c'è voglia di festa, c'è voglia di star fuori, e questo abbiamo creato, tante occasioni durante tutta la settimana per far uscire la gente, veramente per accogliere soprattutto i nostri turisti. Da qui stasera parte un messaggio di pace, diciamo che ancora una volta dopo 76 anni la voglia è sempre quella, l'entusiasmo è sempre quella, la festa degli agrigentini e del mondo che torna ad Agrigento, che arriva ad Agrigento per lanciare un unico linguaggio, quello della pace. Non immaginavo una festa così bella, così partecipata da parte di tantissimi paesi del mondo, vederli tutti insieme in pace e in armonia è veramente molto piacevole, sono molto contento di essere qua. Comparire anche lei su questa festa, lei anche oggi è intervenuto anche un convegno sulla pace a San Nicola. Sì, sono intervenuto con piacere e sono rimasto piacevolmente colpito, è una manifestazione unica, molto molto bella, bisogna esserci per capirla. E sempre nell'ambito delle iniziative della festa del mandorlo in fiore, ieri si è discusso di pace e cultura su un'iniziativa del distretto turistico della Valle dei Templi di Agrigento. Noi abbiamo seguito l'evento. Fabrizio Lagaipa, un interessante convegno sulla pace, sugli scenari che si possono prefigurare in occasione del mandorlo in fiore, un interessante convegno con qualificati relatori. La DMO, Distretto Turistico Valle dei Templi, nel suo intento sempre di promuovere il territorio e appunto le nostre prerogative, ha organizzato questo convegno insieme alla delegazione consolare di Palermo e ha lo scopo di parlare di pace in un momento in cui questo tema è quanto mai attuale, in una giornata particolare come quella dell'accensione del Tripolo dell'Amicizia, perché vogliamo che venga riconosciuto ad Agrigento, al suo territorio, questo ruolo di luogo di pace dove venire a discutere di pace, per cui con questo Tempio alla Concordia, che appunto è destinato alla fratellanza, alla comunione, che possa diventare il luogo simbolo per venire a discutere di pace e perché no, venire a firmare un trattato di pace importante. Noi siamo qui e speriamo di candidarci a questo ruolo nel mondo. Lo scopo del mandorlo in fiore da sempre è di avvicinare i popoli. La bellezza di questa manifestazione, che contraddistingue Agrigento anche nel panorama nazionale, direi anche europeo, è quella di mettere insieme tante culture. Oggi era un piacere affacciarsi alle finestre dell'ufficio e vedere nazioni diverse una dietro l'altra e indovinare dalla bandiera o dai costumi di chi si trattasse. La scommessa è quella di cercare di portare questo fascino che tutti sentiamo per l'esotico, per il diverso da noi, per la cucina etnica, per la cultura diversa, portarlo anche sul piano dell'incontro, sulle cose più divisive che sono i confini, che sono i territori da dividere o da condividere, che sono gli interessi economici. Ecco, se noi riuscissimo a lasciarci avvincere da questo spirito di fratellanza e dall'interesse che proviamo per le altre culture, anche sul piano degli interessi economici, sarebbe un mondo migliore, sarebbe un mondo di pace. Le guerre spesso non nascono, si dice, da ignoranza culturale, altre volte potremmo dire che nascono anche dal mettere l'interesse immediato davanti a quell'interesse invece generale di tutte le nazioni che potrebbe migliorare il mondo. Lei parlava nel suo intervento dei complimenti che ci hanno fatto per l'accoglienza purtroppo delle salme che arrivano da Lampedusa. Sì, sono un particolare nell'ambito di tutta l'accoglienza che Agrigento e la provincia dimostrano ampiamente, ma altrove non sempre è facile trovare i posti nei cimiteri, anche per problemi oggettivi. Voi sapete bene, sappiamo tutti da cittadini quanto il posto al cimitero sia un tema problematico nel nostro quadro attuale. Tuttavia questi comuni dell'Agrigentino non hanno mai fatto mancare il loro aiuto e noi abbiamo purtroppo salme di migranti che sono seppellite un po' in tutti i cimiteri della provincia. Non è stato nemmeno necessario immaginare una struttura apposita, sono in mezzo a noi, come è giusto che sia, perché la morte ci fa uguali tutti quanti, no? E poi fra i gruppi ci sono appunto queste due realtà, Ucraina e Russia, che qui ad Agrigento si fondono proprio nel segno della pace. Innanzitutto sono comunità che nelle nostre città siciliane abitualmente vivevano insieme. Abbiamo tutti qualche conoscenza fra la comunità ucraina, un po' più numerosa, ma anche quella russa.
e fino a qualche anno fa neanche le sapevamo distinguere, le consideravamo più o meno affratellate, vicine, o forse anche per la nostra ignoranza linguistica le sovrapponevamo, ecco. La guerra ci ha insegnato che ci sono delle differenze che la guerra sviluppa e acuisce, e devo dire con un grande spirito di costruttori di pace il Comune è riuscito a convincere il gruppo russo e il gruppo ucraino a esibirsi insieme, lo abbiamo appena appreso, e quindi domenica nello spettacolo si vedrà questo piccolo miracolo tutto agrigentino. Onorevole Pisano, un'interessante conferenza su scenari di pace, il ruolo dei popoli e della cultura, anche il suo qualificato intervento oggi a questa iniziativa nella settimana del Mandorlo. Sì, come componente della Commissione europea, anzi segretario della Commissione europea, sono stato invitato come relatore a parlare un po' dei conflitti e della pace diciamo nel mondo. Sui conflitti naturalmente siamo andati in merito al conflitto sia palestinese israeliano che russo-ucraino, e dall'altra parte tutto quello che si può fare per riportare la pace in quei territori. Agrigento, che è cultura di pace, e come tutti sappiamo oggi c'è l'accensione del tripode, ma poi c'è la fiaccolata che viene fatta naturalmente da tutti i gruppi del mondo. Naturalmente da qua parte un segnale, vuole partire un input affinché si trovi veramente e le nazioni trovino un accordo per chiudere questi conflitti che naturalmente stanno danneggiando in primis il popolo, i popoli che vivono questo conflitto, ma dall'altra parte anche l'Europa che è destabilizzata da questi due grossi conflitti. Anche domenica il Papa lanciava questo segnale di bandiera bianca, insomma. Sulla bandiera bianca io non sono tanto d'accordo, perché onestamente la dignità di un popolo deve essere rispettata, e naturalmente l'invasione russa è accaduta invadendo un popolo, una nazione che ha i suoi propri confini, ed è giusto che naturalmente ci siano delle regole che vanno rispettate, quindi è giusto che devono andare avanti le diplomazie dei popoli e dei governi che portino veramente la pace e un accordo su quei territori. E in occasione della festa del Mandorlo in Fiore per la prima volta sarà attivata una sorta di metropolitana vivacizzata dalla musica dei gruppi folk agrigentini. L'assessorato regionale alle infrastrutture, guidato da Alessandro Aricò, per l'occasione ha finanziato l'attivazione di alcuni treni straordinari per la storica manifestazione siciliana. Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 marzo turisti e visitatori potranno spostarsi sui convogli ferroviari per raggiungere la stazione centrale nel cuore della città, usufruendo anche del potenziamento dei servizi fra Aragona Caldare e Agrigento Centrale. Per il sindaco è un test, ci tengo a ribadirlo ancora una volta, anche in prossimità di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. E un'interrogazione è stata presentata al Presidente della Regione Schifani e all'assessore ai beni culturali Scarpinato dal deputato segretario onorevole Rosellina Marchetta dell'UDC, con la quale si chiede di destinare una quota parte degli introiti dei biglietti del Parco della Valle dei Templi di Agrigento alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle pubbliche vie che danno accesso proprio al parco, il nostro servizio. L'onorevole Rosellina Marchetta, deputato segretario all'Assemblea regionale siciliana, ha presentato un'interrogazione al Presidente della Regione Renato Schifani, all'assessore per i beni culturali e l'identità siciliana Scarpinato, con la quale richiede di destinare una quota parte degli introiti dei biglietti d'ingresso al Parco archeologico della Valle dei Templi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle pubbliche vie che danno accesso al parco. Nell'interrogazione l'onorevole Marchetta evidenzia come l'afflusso dei visitatori del Parco archeologico della Valle dei Templi, in costante ascesa, una tendenza destinata a crescere anche in ragione della capacità attrattiva della musealizzazione del Telamone e dei prossimi eventi che vedranno impegnata la città di Agrigento quale capitale italiana della cultura 2025. Il significativo aumento di visitatori, ha scritto l'onorevole Marchetta, con crescite superiori al 20% rispetto a quelle già considerevoli registrate nell'anno precedente, determinerà maggiori introiti nelle casse dell'ente parco della Valle dei Templi. Quindi diventa necessario, continua l'onorevole Marchetta, procedere all'eliminazione del fenomeno delle cosiddette soste selvagge,
in prossimità degli accessi al detto parco archeologico, procedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle pubbliche vie che danno accesso al Parco della Valle e di quelle che si trovano nella prossimità degli alberghi e delle strutture ricettive che ospitano i visitatori. Nella nota inviata al Presidente della Regione Schifani e all'assessore regionale Scarpinato si chiede altresì di valutare la destinazione delle somme dei biglietti per la realizzazione o l'ampliamento dei parcheggi nelle aree antistanti l'importante sito archeologico. E dal balconcino delle Generali Assicurazioni del Viale della Vittoria, con la sua splendida vista sulla Valle dei Templi, tantissimi ospiti e attività, l'area di festa del mandorlo in fiore, portata anche nell'agenzia che al suo ingresso ha proposto un'interessante mostra di personaggi dei fumetti, il servizio. Dal balconcino delle Generali Assicurazioni del Viale della Vittoria, con la sua splendida vista sulla Valle dei Templi, tantissimi ospiti ed attività, l'area di festa del mandorlo in fiore portata anche nell'agenzia che al suo ingresso ha proposto un'interessante mostra di personaggi dei fumetti. Siamo con Francesca Sciabica dell'Assicurazione Generali qui ad Agrigento al Viale della Vittoria per parlare di questa iniziativa Balconcino Generali in occasione del 76esimo Festival del Mandorlo in Fiore. Ecco Francesca, perché questa iniziativa? Buongiorno Arturo, questa iniziativa nasce dall'idea di posizionarci sul territorio, invadere tutte le piazze e lo spazio social per far conoscere il nostro brand e le nostre iniziative, soprattutto per attrarre i giovani a conoscere questo mondo. Infatti oggi abbiamo anche dolci sorprese qui sul balconcino. L'idea di questo balconcino nel suo arredamento come nasce? L'idea nasce dalla possibilità di far godere tutti i passanti della vista del balconcino, già con insegne generali, ma soprattutto con la tradizione siciliana specifica di questo momento. Quindi l'abito tipico del folklore agrigentino soprattutto, il tempio non poteva mancare e i mandorli ovviamente fioriti. Poi abbiamo anche, ovviamente, non c'è tutta l'esposizione adesso al completo, abbiamo un abito maschile e presto arriveranno anche i carri tipici della tradizione riprodotti in miniatura, come è stato anche per l'anno scorso. Chiaramente tutto questo si può vedere dal balconcino, ma si può visitare anche l'agenzia. Con Davide Sciascia parleremo delle iniziative che l'Assicurazione Generali sta facendo in occasione di questo Festival del Mandorlo in Fiore. Assolutamente sì, abbiamo riproposto il nostro balconcino con tanti eventi e tanti personaggi illustri che ci vengono a trovare qui sul posto con questa magnifica vista. Abbiamo avuto e continuiamo ad avere in agenzia una mostra di Giovanni Scifo. Oggi abbiamo ospitato il nostro pasticcere Davide Capodici, avremo Michele Fanara che oltre ad essere un bravissimo avvocato è un bravissimo sommelier e in più concluderemo poi il nostro balconcino in piazza Stazione con un comico Alessandro Bianchi. Siamo con Davide Capodici, pasticcere che ha organizzato una realizzazione di una torta qui presso il balconcino delle Generali al Viale della Vittoria. Non poteva mancare per il mandorlo in fiore un dolce in riferimento alla stessa mandorla. Abbiamo ricreato una torta di mandorla classica nella pasticceria agrigentina utilizzando proprio le mandorle come elemento essenziale. Questa qua è già pronta da essere consumata e non poteva essere che il meglio che possa rappresentare la parte dolce di questa rappresentazione. Ecco chef, come viene assemblata la torta? Ma questa nella ricetta classica della pasticceria tradizionale agrigentina non è solo pasta di mandorla, è un assemblamento di pan di Spagna con marmellata all'interno e poi una pasta di mandorla impastata in modalità tradizionale con zucchero e albume e poi che riveste la parte centrale morbida di pan di Spagna. Questa andrà messa in forno e poi a ultimazione, quando sarà ultimata la cottura, si presenta così per come la vedete finita. C'è anche il presidente provinciale della Democrazia Cristiana di Agrigento, Giuseppe Alaimo,
29 anni, consigliere comunale e vicepresidente del Consiglio di Canicattì. Tra i nomi dell'inchiesta della DIA di Caltanissetta denominata Janus, che ha messo 500 ordini di custodia cautelare a carico del clan di Gela e di Caltanissetta. Le indagini avrebbero accertato che Alaimo, titolare di una concessionaria di auto, potrebbe essere responsabile di detenzione ai fini di spaccio di droga, con l'aggravante di avere favorito l'associazione mafiosa. In particolare, secondo la contestazione, avrebbe acquistato un quantitativo di cocaina da spacciare da Mirko Salvatore Rapisarda, un esponente del clan gelese. Impegnati 2 articoli della finanziaria regionale, presidente Schifani corre ai ripari e convoca una riunione per risolvere le criticità evidenziate dai rilievi del Ministero, il servizio di Margherita Trupiano. Nonostante l'impugnativa per il presidente Schifani, la legge di stabilità regionale ha retto nel suo impianto complessivo. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, ha infatti impugnato 2 norme: l'articolo relativo agli incentivi economici al personale regionale e quello che fa riferimento alla trasformazione del CEFPAS in ente del sistema sanitario regionale. Non è in discussione invece l'articolo sull'aumento delle giornate di lavoro agli operai forestali, norma che è stata riformulata e trasmessa agli uffici del Ministero, chiarendo che non è prevista alcuna nuova assunzione, ma si tratta piuttosto di un incremento delle giornate di lavoro per una parte di operai forestali già interni al bacino, finalizzata a potenziare le attività di contrasto degli incendi. Per quanto riguarda il collegato alla finanziaria regionale, intanto il governatore ha convocato una riunione con il ragioniere generale Tozzo e il capo di gabinetto Sammartano per analizzare punto per punto i rilievi effettuati dal governo nazionale alle norme dello stesso collegato alla legge di stabilità, per affrontare, dice, gli elementi necessari a superare le criticità indicate. Messa in sicurezza del versante a ridosso del Viale della Vittoria e della Via Picone. Procedono i lavori sopralluogo dell'assessore Principato e dell'ingegnere Franco Vitellaro. Ad Agrigento proseguono velocemente i lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante nord-ovest retrostante i Palazzi Crea al Viale della Vittoria, e in particolare lungo il banco calcarenitico in corrispondenza della via Picone, sottoposto a elevato indice di rischio idrogeologico e ad alta pericolosità. L'assessore ai lavori pubblici del comune di Agrigento, Gerlando Principato, con il responsabile unico del procedimento, l'ingegnere Francesco Vitellaro, e il direttore dei lavori, ingegnere Salvatore Lombardo, hanno effettuato un sopralluogo nel cantiere e seguito personalmente ogni fase dell'intervento. Sottolinea, oltre a restituire sicurezza ai cittadini che risiedono in prossimità del costone, bonificheremo l'intera area con vantaggi per tutta la cittadinanza. L'impresa esecutrice dei lavori, la CVS SRL di Aragona, ha già provveduto ad approvvigionare le armature per realizzare i pali di grande diametro e stiamo già lavorando al ripristino di un vecchio muro di calcestruzzo armato. Il finanziamento di circa 2 milioni di euro è a valere sulle risorse finanziarie del POFESR 1420. L'importo dei lavori è di circa 1,5 milioni di euro. L'intervento in materia di consolidamento del versante nord-ovest delle palazzine di Viale della Vittoria e del versante la via Picone si aggiungono a quelli già avviati di via Favignana a Monserrato, il muro di San Vito del Comune e in via Massimo Troisi al villaggio Mosè. Dalla Protezione Civile regionale continua quindi senza sosta il lavoro dell'ufficio tecnico con l'assessorato comunale ai lavori pubblici e alla Protezione Civile di competenza dell'assessore Principato. La data prevista per il completamento dei lavori è fissata per la fine di quest'anno. Impiantato con successo all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì un pacemaker su una donna centenaria. Ce ne parla Margherita Trupiano.
L'unità operativa complessa di cardiologia del presidio ospedaliero Barone Lombardo di Canicattì, diretto dal dottore Giuseppe Augello, ha impiantato con successo un pacemaker ad una donna ultracentenaria. La signora, 102 anni, è giunta presso il pronto soccorso dell'ospedale in gravissime condizioni, con una frequenza cardiaca bassa dovuta al blocco atrioventricolare, tanto da essere immediatamente ricoverata e sottoposta ad impianto di pacemaker bicamerale. L'equipe ha effettuato con la dovuta tempestività l'intervento salvavita nonostante le difficoltà legate all'età molto avanzata della paziente, riuscendo nell'intento senza alcuna complicanza. Sono diverse le azioni messe in campo per superare le criticità e migliorare i reparti del Barone Lombardo, fra queste anche la nomina di un nuovo primario, Fabrizio Alletto, per l'unità operativa di chirurgia. Dal politrauma alla terapia intensiva, passando per il soccorso primario, l'importante ruolo dell'infermiere. Se ne è parlato nella sede dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche, il servizio. Dal politrauma alla terapia intensiva, passando per il soccorso primario, un percorso di emergenza e urgenza dove è fondamentale l'azione dell'infermiere che si riflette sul sistema delle ambulanze. Se ne è parlato nella sede dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche OPI nel corso di un convegno sul tema il politrauma dal soccorso primario al ricovero in terapia intensiva, competenze infermieristiche e multidisciplinarietà a cura dell'OPI, al quale ha partecipato un folto pubblico attento agli argomenti trattati da relatori di spicco. Un sistema di emergenza-urgenza sicuramente che ha bisogno di una rete territoriale efficiente per poter funzionare. Ricordiamo la carta di Riva del 2021, assieme ripresa poi dal manifesto di Firenze del 2023 riguardo l'emergenza-urgenza, che detta le linee guida per come dovrebbe essere gestito il sistema di emergenza-urgenza in Italia. Ci dovrebbe essere un sistema uniforme, capace di garantire a tutti i cittadini un'uniformità di interventi sanitari. Per fare questo ci vuole una rete territoriale efficiente e l'infermiere di famiglia potrebbe dare un contributo notevole a far sì che la rete territoriale sia efficiente a garanzia dell'utenza. In tutto questo l'infermiere ha un ruolo principale. Sappiamo che il sistema dovrebbe essere uniforme su tutto il territorio nazionale con un'assistenza con ambulanze di base, ambulanze con infermiere a bordo, quindi un sistema avanzato, e con un team multidisciplinare. Sicuramente l'infermiere adotterà nelle ambulanze dove si trova ad agire come unico professionista dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali validati con algoritmi sicuramente anche questi validati da supporto scientifico. La figura dell'infermiere all'interno dell'ospedale è molto importante quando arriva un paziente politraumatizzato, è quello incominciare intanto a stabilizzare il paziente da un punto di vista infermieristico, quindi parametri e tutto quello che c'è da fare. Quindi diciamo che occupa un ruolo abbastanza importante nella gestione del paziente traumatizzato, ma anche sul territorio è più importante anche la figura infermieristica. Perché sul territorio, a volte nel nostro territorio, l'ambulanza con infermiere è una di quelle ambulanze che arrivano prima rispetto anche a un'ambulanza medicalizzata che magari arriva anche da più lontano. L'argomento di oggi viene affrontato qui all'Ordine Provinciale degli Infermieri, il trauma in tutte le sue sfaccettature. I colleghi infermieri ci invitano a presenziare a questo congresso perché il concetto trauma per noi intensivisti ovviamente è un concetto di tipo familiare, fondamentalmente un argomento che trattiamo abitualmente e ogni giorno, ma per quello che è invece l'approccio infermieristico e l'approccio con il laico, col cittadino comune, ovviamente è un argomento sicuramente ostico. E l'argomento di oggi l'obiettivo di oggi è fondamentalmente quello di cercare di far crescere negli animi dei soggetti laici e soggetti infermieri, soggetti sanitari non medici, quello che è il migliore approccio nella gestione di questi soggetti affetti da
patologia legata a un trauma, a un politrauma, a un incidente stradale, una caduta dall'alto e così via, che possono determinare purtroppo conseguenze patologiche tali da portare anche al decesso. E sempre in materia di sanità, firmata un'intesa tra Regione e Università su assistenza e formazione. Per il Presidente Schifani si consolida così la collaborazione con gli Atenei in nostro servizio. Una più intensa collaborazione tra la Regione e le università siciliane per la programmazione sanitaria attraverso un'efficace integrazione delle attività assistenziali con quella di didattica, formazione e ricerca, ma anche nuovi assetti organizzativi e modalità di finanziamento delle aziende ospedaliere universitarie sul fronte delle attività assistenziali. Sono alcune delle novità introdotte con la firma del nuovo protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e gli Atenei di Catania, Messina e Palermo per l'attività assistenziale e quella formativa, firmato a Palazzo d'Orleans dal governatore Renato Schifani e dai rettori Francesco Priolo, Università di Catania, Giovanna Spatari di Università di Messina e Massimo Midiri per quella di Palermo. L'intesa avrà una durata triennale a partire dal 2025, prorogabili per altri 3 anni, impegna tutte le parti a collaborare per proseguire obiettivi di efficacia, efficienza e competitività del servizio sanitario regionale, ma anche di qualità del sistema formativo del personale medico e sanitario. Tra gli aspetti innovativi, l'accordo individua le strutture ospedaliere pubbliche e private accreditati nelle quali svolgere le attività cliniche e didattiche necessarie a garantire le funzioni delle aziende ospedaliere universitarie come sede di corsi di laurea e specializzazione. Oggi il governo regionale ha firmato con i 3 rettori delle università pubbliche siciliane, Palermo, Catania e Messina, un importante protocollo che consoliderà sempre di più un rapporto istituzionale proficuo e di grande collaborazione tra l'istituzione regionale e il mondo didattico e scientifico. Linea alla regia per la pubblicità. Per la tua pubblicità su TVA, chiama il numero 337 96 55 60. Election Day in vista delle prossime elezioni europee e amministrative, ce ne parla il collega di Messina. Le elezioni amministrative in Sicilia si svolgeranno l'8 e il 9 giugno, negli stessi giorni in cui si voterà per il rinnovo del Parlamento europeo. Lo ha deciso la giunta regionale. In tutto sono 37 i comuni che rinnoveranno i loro organi elettivi, 32 per scadenza naturale del mandato elettorale e 5 attualmente amministrati da commissari straordinari. Per quanto riguarda il sistema elettorale, 29 andranno al voto con il maggioritario e 8 con il proporzionale. Gli elettori chiamati alle urne per le comunali sono in tutto 484.218. L'unico capoluogo di provincia interessato da questa tornata elettorale è Caltanissetta. Tra i comuni di maggiore dimensione ci sono Gela, nel Nisseno, Mazzara del Vallo, nel Trapanese, e per la provincia di Palermo, Bagheria e Monreale. Le operazioni di voto si svolgeranno nelle giornate di sabato 8 dalle ore 14 alle 22 e di domenica 9 dalle 7 alle 23. L'eventuale turno di ballottaggio per le elezioni amministrative si terrà come previsto nelle giornate di domenica 23 giugno a partire dalle ore 7 e fino alle 23 e di lunedì 24 giugno dalle 7 alle 15. Questo l'elenco dei comuni al voto nelle varie province. In provincia di Agrigento si voterà nei 6 comuni, tutti al di sotto dei 15.000 abitanti: Alessandria della Rocca, Caltabellotta, Campobello di Licata, Naro, Racalmuto e Santa Elisabetta. Nel Nisseno si voterà con il sistema proporzionale, oltre che a Caltanissetta, anche a Gela, con il sistema maggioritario invece a Mazzarino.
Nella provincia di Catania l'unico dei 4 comuni coinvolti che andrà alle urne con il sistema proporzionale è Asci Castello. Si voterà anche a Motta Sant'Anastasia, Ragalna e Zafferana Etnea. I 10 comuni del Messinese coinvolti nella tornata elettorale sono tutti al di sotto dei 15.000 abitanti. Brolo, Condrò, Falcone, Forza d'Agro, Leni, Longi, Mandanici, Oliveri, Rometta e Spadafora. In provincia di Palermo si voterà anche per il rinnovo di 9 amministrazioni, con il proporzionale a Bagheria e Monreale, mentre con il maggioritario a Bonpietro, Borgetto, Corleone, Palazzo Adriano, Roccalumera, Cinisi e San Mauro Castelverde. Gli ultimi 2 attualmente amministrati da commissari straordinari. Nel siracusano si voterà solo a Pachino, attualmente commissariato con sistema proporzionale. In provincia di Trapani, i comuni al di sopra dei 15.000 abitanti coinvolti saranno Castelvetrano e Mazzara del Vallo. Si voterà col maggioritario a Salaparuta e Salemi. Oggi a Palermo protesta dei lavoratori ESA, Ente Sviluppo Agricolo, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro da stagionale a tempo indeterminato. La corrispondenza da Palermo. I lavoratori a tempo determinato dell'ente di sviluppo agricolo ad oggi sono circa 320. Sono tutti impegnati nei comuni, nelle strade di penetrazione agricola, negli alvei fluviali, sono lavoratori super professionalizzati perché utilizzano mezzi meccanici complessi come ruspe, scavatori, fanno un lavoro che è fondamentale per la nostra regione perché mettono in sicurezza il territorio quando ci sono ad esempio alluvioni o ci sono situazioni di pericolo per la popolazione. Però questi lavoratori da tantissimi anni, alcuni anche da oltre 40 anni, sono a tempo determinato. In alcuni anni hanno fatto addirittura 213 giornate di lavoro. Nonostante noi da anni chiediamo la loro stabilizzazione, di fatto l'ente è stato negli anni sordo rispetto alle nostre richieste, tanto è che si sono attivate tante vertenze legali che oggi hanno portato a delle sentenze di Cassazione che hanno condannato l'ente. Cioè io a 19 anni fatti, compiuti, sono stato chiamato all'ESA, sono stato inserito in questo lavoro, no? E ho rifiutato altri lavori perché mi trovavo a casa, mi era più conveniente. Ad oggi ho ancora 57 anni e sono sempre uno stagionale o un precario o un OTD, non si sa mai che categoria siamo perché cambiano sempre versione. Con una legge attualmente che ci garantiva le 181 giornate, ci hanno proposto quest'anno un contratto che è proprio irrisorio e vergognoso. La regione siciliana, quindi l'onorevole San Martino e l'ESA non vogliono applicare la legge sulle garanzie occupazionali dei lavoratori dell'ESA a tempo determinato, la legge 13 del 2022 che è stata applicata nel 2022 e nel 2023, che è la legge che parla di 181 giornate di garanzia occupazionale per questi lavoratori. L'azienda, quindi l'ente di sviluppo agricolo e l'assessore non sono disponibili ad applicare questa legge. Vogliono hanno predisposto un contratto che si fa riferimento al contratto nazionale all'articolo 21 lettera C come natura stagionale, ma questi lavoratori ormai di stagionalità non hanno niente perché sono utilizzati dai comuni, nelle zone industriali e così via discorrendo. Per cui la nostra protesta, siamo qua per chiedere con insistenza l'applicazione dalla legge 13 del 2022. Ponte sullo Stretto, la sinistra pensa di indire un referendum sulla realizzazione dell'opera. Il servizio da Messina. Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde, e Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, Alleanza Verdi-Sinistra, hanno ribadito a Messina la loro opposizione all'opera del Ponte sullo Stretto. La conferenza stampa dei due politici si è svolta a Capo Peloro Resort, prima nella saletta piccola, poi in quella grande, visto l'afflusso di responsabili dei comitati No Ponte, ma anche di cittadini. Propongo di ricominciare a ragionare sulla possibilità di raccogliere le firme per indire un referendum per sapere cosa ne pensano gli italiani del Ponte sullo Stretto e per abolire quel decreto per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai sensi della Costituzione italiana.
Difendono la scelta di ricorrere alla via giudiziaria per bloccare la costituzione delle infrastrutture, dopo aver presentato circa un mese fa un esposto alla procura perché il governo e la società Ponte sullo Stretto non hanno reso pubblici i documenti fondamentali per capire l'entità del progetto e le procedure per realizzarlo. Presentare l'esposto è stato un atto necessario per la società Stretto di Messina e il governo trattano questa materia con assoluta riservatezza e questo è assolutamente inaccettabile. Bonelli sostiene: la realizzazione del ponte è un furto di fondi al sud, che ha una carenza cronica di ferrovie, un'assenza di investimenti nella sanità o per la difesa del suolo. Posso dire che abbiamo chiesto ad un pool di avvocati di analizzare altri aspetti legati alle questioni ambientali, alle procedure e alla concorrenza. Sappiamo che noi non molliamo, pretendiamo di avere la trasparenza che ad oggi non è stata garantita. Dopo alcuni minuti da Palazzo d'Orléans arriva il commento del presidente della regione Renato Schifani. Il mio governo è determinato a mettere in campo ogni forma di iniziativa a sostegno di questa infrastruttura strategica. Siamo pronti anche a costituirci parte civile nei confronti di coloro i quali si rendessero protagonisti di azioni penali temerarie per rallentare l'opera. La Sicilia e l'Italia tutta non hanno più tempo da perdere. Ribatte Bonelli, Schifani dovrebbe costituirsi contro se stesso per il disastro in cui si trova la Sicilia. Dichiarazioni anche dal deputato della Lega e vice capogruppo alla Camera Domenico Furgiuele. Fratoianni dice no ad un'opera che, tra indotto e infrastrutture collegate, rappresenta invece un'occasione reale di rilancio del Mezzogiorno. Peccato che in questi anni, oltre a dire no a qualsiasi proposta, non ne abbiamo fatta una per dare un'opportunità concreta a territorio che hanno potenzialità enormi. L'ossessione per il ponte di Messina ha evidentemente dato alla testa a Bonelli. Afferma invece l'assessore regionale all'agricoltura Luca San Martino, perché pur di raggranellare qualche voto parla a vanvera di una Sicilia che non conosce, una regione che tra mille difficoltà grazie all'impegno concreto del governo regionale ha quasi azzerato le liste d'attesa e ottenuto massicci finanziamenti dal MIT per opere strategiche attese da anni. Surreale è la narrazione dei professionisti del no, capaci soltanto di mistificare la realtà e opporsi allo sviluppo. Passiamo dallo sport, vi proponiamo una sintesi dell'incontro di calcio che si è svolto domenica scorsa tra il Licata Calcio e il Siracusa, che ha vinto per 5-0. L'incitamento dei tifosi del Licata qui sotto la nostra postazione, vedete anche infatti una bandiera, e dall'altra parte i tifosi a Retu 6 a incitare gli azzurri. Eccolo l'ingresso in campo delle due squadre, da una parte c'è Giulio Orlando, capitano del Licata, ex del Siracusa, come detto del presidente Ali, stagione 2018-19, giocò in realtà soltanto 7 partite, molti non lo ricordavano, non lo ricordano in maglia azzurra, ma è anche vero che segnò l'1-2 all'andata al De Simone, poi ci fu il pareggio di Menacori e il miracolo sportivo al 94esimo di Sena. Rotulo prova una serie di finte su Di Paola, mette in mezzo il pallone, può tentare la conclusione da fuori, giù, calcio di punizione, e c'è il calcio di punizione con l'ammonizione per Vacca. Murgia e Currò, prova Murgia, palla alta, non di molto ma sicuramente. Gara bene questo pallone, indietro per Aliperta, il tocco per Limonelli, prova la botta da fuori, la deviazione e il gol del Siracusa sul tentativo da fuori di Limonelli. Il gol verrà dato probabilmente a Limonelli, vediamo se c'è la possibilità di vederlo, quindi ancora una volta il tentativo prima del Licata e poi il gol del Siracusa, vediamo, questa è la parte finale, vediamo se riusciremo a vederlo da prima per capire cosa ha spiazzato il portiere Valenti. Il capocannoniere del campionato mette in mezzo un ottimo pallone con la deviazione di Orlando che anticipa di un niente Sarao, già battuto. Aliperta, scambio con Lofaso, questa bellissima trivela di Lofaso, poi ancora un pallone che viene rinviato da Orlando, la palla però era finita in calcio d'angolo, sarà il terzo. Qui c'è a terra un giocatore del Licata che si è buttato a terra con Sarao. Pallone a destra per Giannone che può mettere in mezzo, bel pallone di Giannone, colpo di testa e Lamberti che blocca senza problemi sul colpo di testa di Currò al 40 probabilmente da Currò. Attenzione a Rotulo che ci prova, deviazione di Markic
che fa arrivare il pallone da Lamberti in maniera leggera, come si suol dire, ma registrato. E allora il Siracusa a provarci con Di Paola, il pallone per Limonelli, può tentarci di nuovo Limonelli e il raddoppio, Limonelli di nuovo, raddoppia Carmelo Limonelli con 2 bolidi da fuori, raddoppia proprio all'ultimo secondo quasi del primo tempo, come ex anche Giulio Orlando, il capitano del Licata. Si riparte allora subito con la palla nella metacampo licatese con Rotulo che prova a venire in avanti con la chiusura difensiva di Benassi, rimessa laterale per il Licata. Di Limonelli, palla per Aliperta e poi ancora si propone Vacca, Alma può mettere in mezzo il pallone, palla al centro con il tentativo e il gol di Manuel Sarao e siamo sul 3-0 e segna con l'altro piede, col destro, lui che è un mancino. Sarao mette dentro il pallone del 3-0. Ancora una serie di finte con Giannone, Lofaso che può andarsene, tutta una serie di finte bellissima, palla in mezzo per il colpo di testa, però si è trovato indietro Alma su questo, o meglio si è trovato avanti su questa palla Alma, ha tentato preferisce far salire Aliperta, il passaggio buono da fuori, Vacca può provarci, la botta di Vacca e il 4-0, un gran gol di Raffaele Vacca, quinto centro stagionale, Raffaele Vacca, 4-0 al 13°. Vacca in barriera, il fischio dell'arbitro, punizione diretta, Currò a giro, bella questa punizione, traversa e poi ancora il tentativo alto da parte del numero 3 Cappello e in realtà bravo davvero, con i piedi ci sa fare proprio questo Currò, mezzo il velo di Vacca, Russotto che ci prova da fuori e gran parata di Valenti, però c'è il quinto gol e lo mette a segno ancora Raffaele Vacca. Sì, a Raffaele Vacca il saraceno di Ravanusa porta bene, aveva segnato qui lui col Canicattì e finisce qui praticamente con i 5 minuti di recupero, il Siracusa che batte il Licata 5-0 con la doppietta di Limonelli, gol di Sarao e l'altra doppietta quella di Vacca, quindi Sarao in mezzo alle 2 doppiette e Sarao che ha qualcosa da ridire con Cappello. Questo è tutto per TV Notizie di oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in streaming video su televideoagrigento.tv, sul canale nazionale 268 e il nostro telegiornale andrà in onda su Video Sicilia LCN 93 alle ore 15 e alle ore 20. Questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.